Il 100° trapianto di rene nella notte del 26 maggio. In 5 mesi dall'inizio dell'anno una cifra record quella ottenuta dal Centro Nazionale Trapianti di Rene e Pancreas dell'azienda ospedaliera di Padova. Il risultato conferma il primato nazionale del centro diretto dalla dottoressa Lucrezia Furian, già leader in Italia con 224 interventi nel 2025. Il centro, attivo dal 1988, offre una casistica completa che include trapianti combinati, rete pancreas da donatore vivente, da donatore ABO incompatibile e trapianti pediatrici, questi ultimi nell'unico centro dedicato del Veneto. Il tasso di sopravvivenza a lungo termine supera il 90%, in linea con le valutazioni del Centro Nazionale Trapianti. Di fronte a questo incremento di attività non possiamo che ringraziare i familiari e i donatori che si sono espressi favorevolmente alla donazione degli organi. L'altra cosa che dobbiamo assolutamente fare è ringraziare tutta la rete di supporto che ci ha permesso di raggiungere questo risultato. È un lavoro immenso, organizzativo, che coinvolge infermieri, medici, strutture di supporto, siamo sempre tutti reperibili e i nostri pazienti sono la massima soddisfazione che possiamo avere perché questi 100 trapianti sono andati bene. La dottoressa Furian coordina inoltre l'unico centro italiano per la terapia cellulare del diabete con prelievo e utilizzo di insule pancreatiche ed è da settembre 2025 presidente della Società Italiana Trapianti d'Organo. La guida della Società Europea dei Trapianti d'Organo è sempre padovana, affidata a Umberto Cillo, direttore della chirurgia epatobilio-pancreatica e dei trapianti di fegato dello stesso Ateneo.